Della guerra nel Golfo ne abbiamo parlato nel corso di Samarcanda, ne parleremo ancora al termine del nostro telegiornale con l'approfondimento, con specialmente sul TRE. Proprio oggi sono stati assolti dal Tribunale di Trento i pacifisti che un anno fa tentarono di bloccare sulla linea del Brennero 2 treni carichi di carri armati diretti nel Golfo. Assolve tutti gli imputati del reato. Non punibili perché hanno agito in stato di necessità putativa. Vale a dire non punibili perché cercavano di salvare delle vite umane. Sentenza clamorosa quella del Tribunale di Trento che ha assolto 10 pacifisti dall'accusa di blocco ferroviario. Lo scorso 12 febbraio avevano rallentato il transito di 2 convogli carichi di carri armati americani destinati alla guerra del Golfo. Il Tribunale ha riconosciuto la valenza etica e morale di una manifestazione che secondo l'accusa andava punita con la condanna degli imputati ad 8 mesi di carcere. Nel giorno dell'anniversario della guerra, il Tribunale ha invece assolto il popolo della pace.